Buongiorno. 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 Dove stai andando? No, dove vai? Dove vai? Ehi. No, non andartene. Buongiorno. Io volevo solo farti un video. Ciao ciao. Con calma, Vai in acqua, tonto. Stasera siamo all'Atmosfera, questo, io ho le verdure e la frittura e Franzi invece ha la carbonara di mare. Voi niente. E a voi niente, esatto. Qua sto finendo di pulire, qui ho l'acqua sporca, ho già pulito tutto. Allora, questo era il bagnetto che sto finendo perché sto finendo di pulire, quindi lavatrice, baby lavatrice, doccia di là. Questa era la camera che è tutta in ordine, pulita, profumata, con armadio. E questo invece angolo giorno, zac, tutto pulito, tutto pulito, tutto pulito, ecco, e cucina. Adesso do l'ultima passata di pavimento, butto l'acqua e noi con questo appartamento abbiamo concluso, per fortuna. E con l'ultima pulizia si è rotto anche il bastone del mocio perché era marcio, quindi glielo lascio qui e avviso in agenzia insomma che si è rotto, però glielo lascio qua. Ultimo sguardo al mare, noi partiamo, io devo fare una pipì urgente, quindi siamo venuti qua in spiaggia e basta, adesso partiamo per casa. A casa da un po' ormai, sto smistando tutte le varie cose, ho già dato una pulita a casa, sto preparando il tavolo perché è ora di pranzo e siamo arrivati molto presto in realtà. E adesso sto smistando un po' tutto quello che abbiamo. Siamo tornati con più roba, ma perché all'andata avevo messo sottovuoto, tutta la biancheria di casa era sottovuoto, quindi occupava molto poco spazio. Tornando la roba era sporca e quindi non l'ho rimessa sotto vuoto perché i sacchi sono puliti, se no avrei dovuto pulirli. Quindi adesso sto un po' smistando le varie robe. Papà, sei contento? Sei contento, sì! Mimì è andato di nuovo a nascondersi. E ciao! Oh, Mimì! Mamma mia! Ciao Mimì! Ciao! Devo pulirvelo bene questo tiragraffi, tutto pieno di pelo. L'ho passato un po' alla veloce adesso con l'aspirapolvere quello piccolo senza fili, ma devo pulirlo con quell'altro. La pappa! La pappa! Sì, la pappa! Sì, la pappa, sì, la pappa. Ah, guardate qua, ci sono le fragole. Quindi in orto deve essere pieno di fragole. Fragolina, mia mamma mi ha messo un pezzo perché sennò va sulla terra. Fragoline. Pensavo fossero morte, invece no. E ecco a voi di nuovo il paesaggio di montagna. A me manca già il mare. Stasera abbiamo mangiato patate al rosmarino, finocchi lessi e un cordon bleu a testa di quelli presi con la box a Jesolo. Dai, dati una mossa, bue. Dai, ecco. Cosa? Ah, bello. Vuoi che ti posso grattugiarti un po'? Dai che ti grattugio un po'.
senti qua, senti qua, ti piace, senti qua, un po' qua, sì, devo stare attentissima a quello che faccio, però devo stare molto attenta. No, matto, andiamo in orto, vieni, dai, andiamo, dai, andiamo in orto, bravo, sì, andiamo, veloce, non urlarmi, bue, dai, ma vieni qua in orto, vieni, non vengo lì. Allora, guardiamo qua cosa c'è. Un fragolone, questo lo prendo, questo anche, tanto matura, è buono anche così. Questa no, però questi qua sì, i fragoloni. Questa dove sta andando? Questi sono verdi. Qua c'è un altro fragolotto, che qua è pieno di formiche invece, quel fragolone lì. E sono formiche rosse tra l'altro, perché qua sotto c'è proprio un formicaio. Guarda là, c'è una formica. Devo mettere il veleno, ma lo metto esternamente, non qua dentro. Però mi tocca metterlo perché il problema sono proprio le formiche, poi sono tutte formiche rosse qua sotto e allora non mi va tanto. Comunque, guarda, questa è stramangiata, altre non ce ne sono. Comunque tutte le piantine che ho spostato hanno preso. Vi ricordate che c'erano tutte le piantine qua? Le ho spostate tutte e le ho messe tutte lì. Dimmi, cosa c'è? Vieni dentro? Ma come fai a fare le unghie lì che c'è la rete? Amore, si spacca la rete, bue, si rompe la rete. Ehi, puoi entrare se vuoi. Va bene, esco. Andiamo su. Guarda qua. Queste sono fragole. Prova a sentire. Ciao fragole. Non ti piacciono? Cosa c'è? Sapete che io ho il dubbio, forse non è neanche un maschio. Non lo so. Ciao. Andiamo su? Io torno su adesso, che devo andare a finire di piegare la biancheria. Andiamo? 2 rotoli ancora, va bene. Vieni gattino parlante, andiamo. Che agli animali se si parla, cioè loro poi rispondono, che si abituano a sentirti parlare, quindi poi loro in automatico rispondono. Questo è tutto contento. Ehi, bistecchino, ti prendo. Andiamo, dai. Andiamo, potessi toglierti quel pelo lì, guarda lì che pelo che hai sulla schiena. Mamma mia, un gattino rasta. Dai, andiamo su, veloce. Guarda qua le fragole. Queste sono fragole. Buone, mammina, le fragole. Buona fragola. Interessante la fragolina. Sì, bello. Adesso vado di là. La mia macchia si è intensificata. Non posso farci niente, purtroppo. Sarebbe da fare un trattamento, perché non vado a spendere soldi per sistemare una macchia solare. Piuttosto me la tengo, anche se non è per niente bella da vedere, non è per niente estetica, però allora appollaiata sulla finestra, si vede che sono abbronzata, però poi con questo colore qua risalta tanto.
Non sono abbronzata tanto sul resto del corpo perché comunque ho messo quintali e quintali di protezione 50, per cui non ho neanche avuto modo di potermi scottare niente, perché veramente ne ho messa tantissima. E sono stata anche in acqua, ma non mi sono ustionata per niente, anche perché il sole di adesso è caldo sì, ma non è ustionante come quello di luglio e agosto. Cioè, anche per uscire, andare a fare la passeggiata lì in via Bafile, che è la via centrale, o per andare, che so, passeggiare lì, ho sempre messo la crema, sempre sempre sempre, e quindi sono perfetta, non ho nessun problema, per fortuna. Adesso lo vedete il casino che c'è qua, ecco, devo piegare tutti gli asciugamani perché ho già fatto tutto. Degli asciugamani ho fatto una lavasciuga, della biancheria invece nostra ho fatto la lavatrice, steso di fuori, si è asciugato tutto, quindi adesso sto piegando e mettendo via. Lavasciuga degli asciugamani, mi mancano da lavare le lenzuola e il copripiumino che abbiamo usato come copridivano, ecco. Quella è l'unica roba, il tappeto del bagno che abbiamo usato in bagno, che profuma ancora ma comunque è sporco, quindi è da lavare, e basta, mi pare. Ho lavato tutto. Cioè, deve essere la prima volta che riesco a fare tutto in subito, ecco, che non mi perdo via. È strano non sentire rumori di macchine, ambulanze, bambini, gente che grida. Cioè, è stranissimo essere qua in montagna e sentire solo cri 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 cri, basta. È veramente strano. Non ci sono neanche macchine che passano, zero proprio. Sembra di essere durante il Covid, che c'era il silenzio, ecco. E qui è così, cioè è stranissimo. Pensare il caos che c'è oggi laggiù, soprattutto stasera. Ieri sera avevamo fatto una bella passeggiata e eravamo andati ben oltre al solito, perché di solito da Piazza Brescia magari andavamo un po' verso la Pineta, per chi conosce Jesolo. Beh, Pineta è distante, però andavamo un po' in quella direzione, poi tornavamo indietro, prendevamo il gelato e andavamo fino a Piazza Mazzini. E ieri sera invece siamo andati fino a Piazza Aurora, un po' più in là di Piazza Aurora, è quella che viene dopo Piazza Mazzini. Piazza Mazzini, Aurora e Piazza Marina, mi pare. Adesso non mi ricordo, comunque per la prima volta in 6 giorni siamo andati oltre. Di solito ci andavamo sempre, invece in questa piccola vacanza no. Comunque ci ha fatto molto bene stare fuori da qui. Anche il fatto di non avere dei gatti, non avere degli animali in casa, serviva tanto staccare un attimo. È come quando dei genitori hanno dei figli, un figlio, 2 figli, quello che è, e hanno bisogno di staccare magari anche solo un weekend senza figli. È la stessa cosa, è la stessa cosa. Perché vi dico sempre, Pepe è veramente come una persona, è come un bambino, bisogna stargli dietro sempre. Poi lui richiede sempre tanta attenzione. Pippo è sulle sue, sta per conto suo. Poi chiede coccole anche lui, però è diverso come carattere. Invece Pepe, avendolo cresciuto io, lo dico per i nuovi iscritti, avendolo cresciuto io è molto più umano. Cioè, standoci insieme si capisce che lui capisce tutto, è proprio come una persona. Comunque, non so, adesso quando vedrete questo video forse sarà cambiato qualcosa, però non c'è più Micio Bello, non c'è più nel senso che non si è più visto, è sparito, non si allontanava mai da casa, stava sempre là di dintorni e è da qualche giorno che non si vede più. Mia mamma l'ha visto l'ultima volta che era al telefono con me e poi basta, non l'ha più visto. Quindi non si sa dove sia andato, se abbia deciso di andarsene e cambiare casa, potrebbe anche essere. Dopo più di un anno magari ha deciso di cambiare zona, perché sono gatti randagi e poi ogni tanto vanno per conto loro, poi magari tornano o gli è successo qualcosa, non si sa. E vabbè, staremo a vedere se tornerà. È una mancanza però, perché era sempre lì presente col suo miau miau miau,
anche lui parlava tantissimo e non sentirlo più in sottofondo è strano. Vado e ci vediamo e probabilmente inizierò un altro vlog o questo sarà, non lo so. Comunque vado a fare qualcosa. Alla prossima.